Quest'anno al Barbarigo abbiamo pensato di vivere un Natale diverso, un Natale di solidarietà, lanciando il sostegno ad un progetto del QAM Medici per l'Africa che coinvolga tutte le persone che vivono e passano per il Barbarigo. Questo progetto si chiama Prima le mamme e i bambini. Ancora oggi in Africa molte mamme e molti bambini muoiono perché non hanno a disposizione servizi sanitari adeguati. I problemi sono molti e a volte drammaticamente banali. Prima le mamme e i bambini non è solo uno slogan o il nome di un progetto, ma è un impegno concreto e quotidiano per garantire l'accesso gratuito al parto sicuro per mamme e per i bambini appena nati. L'intervento viene realizzato grazie ad alcune istituzioni sanitarie del mondo cattolico che operano in 4 distretti e in 4 paesi africani: l'Angola, l'Etiopia, l'Uganda e la Tanzania. La popolazione interessata è di circa 1.300.000 persone, con 4 ospedali, 22 centri di salute periferici che possono garantire appunto un parto sicuro. L'obiettivo che il QAM si pone è quello di raddoppiare in 5 anni il numero dei parti assistiti. E a questo obiettivo vogliamo partecipare anche noi del Barbarigo, attraverso una raccolta che iniziamo con questo Natale e che concluderemo poi a Pasqua. Con soltanto 15 euro è possibile garantire il trasporto in ambulanza di una donna in travaglio. Con 40 euro è possibile donare ad una mamma l'assistenza durante il parto. Con 100 euro sostenere il costo di un parto cesareo e con 250 euro formare un'ostetrica, personale professionalmente preparato che possa salvare la vita della mamma e del bambino. È un progetto che ci piace molto, un progetto di Natale. L'immagine della mamma africana che tiene nelle sue braccia questo meraviglioso bambino ci ricorda proprio l'immagine di Maria e di Gesù. Un gesto, soltanto un piccolo gesto, un piccolo dono, perché anche per questa mamma e per questo bambino possa essere Natale.